Chili di droga alla settimana sull'asse tra Milano e il Veneto orientale, cocaina, ma anche hashish. 10 persone sono state bloccate nelle prime ore di oggi dai carabinieri, in esecuzione di altrettante misure cautelari per concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Nella rete anche Lino e Luciano Maritan, parenti di Silvano, già vice di Felice Maniero. Perché infatti, spiegano i vertici dell'Arma veneziana con il procuratore della Repubblica Del Pino e il procuratore aggiunto Mastelloni, sull'organizzazione che voleva scardinare dal territorio i malavitosi albanesi, nigeriani e marocchini, grava l'ombra degli eredi della Mala del Brenta. La maggior parte sono ex appartenenti alla cosiddetta Mala del Brenta che, pur non essendosi strutturati come erano all'epoca in un'associazione di tipo sostanzialmente mafioso, comunque avevano ripreso delle attività delinquenziali di grosso spessore. La droga giungeva a Milano, inviata dalle cosche calabresi, qui veniva presa in consegna dai trafficanti veneti. In 3 però si fanno beccare un anno fa dai carabinieri di Eraclea mentre stanno iniziando a tagliare lo stupefacente. Inizia il lavoro investigativo, l'operazione Lucky, che porterà i militari a ricostruire le fila dell'organizzazione. C'è chi si occupa del rifornimento, chi la distribuisce, chi la vende sui mercati di San Donà, Ceggia, Caorle, il litorale iesolano. E c'è anche chi fornisce informazioni da dentro, la Talpa, un carabiniere, che fino allo scorso anno era operativo proprio alla caserma di San Donà, Che forniva in qualche modo delle notizie di basso profilo a alcuni appartenenti a questo gruppo criminale. All'organizzazione forniva informazioni preziose, ma si scoprirà che aveva anche ceduto ai trafficanti distintivi dell'arma, palette, un falso verbale per fingersi carabinieri e spaventare un concorrente, allo scopo di rinsaldare il loro potere territoriale. Per lui l'accusa è di corruzione. Tutto però finisce all'alba di oggi con le unità speciali e gli elicotteri che fermano tutti i membri della rete, compreso uno, l'ultimo, mentre tenta di fuggire salendo in taxi.